quarta parte di questa analisi degli insediamenti umani nel territorio di San Galeno. In questa fase analizzeremo un momento molto importante per la storia non solo di San Galeno ma di tutta la Sardegna. In questo momento possiamo osservare come i villaggi non sono più delle entità a sé stanti, ma sono riuniti in gruppi. In gruppi perché? Perché evidentemente la guerra tra sardi aveva fatto aprire gli occhi a molte genti. Allora, guardate che in effetti siamo tanti piccoli che ci combattiamo e alla fine non risolviamo niente. Dunque bisogna rafforzarsi. Rafforzarsi vuol dire ricercare, riattivare quel legame di sangue tra le genti, cioè tra quelle genti che anticamente avevano colonizzato i diversi territori e erano imparentati l'uno con l'altro. Ebbene, a partire dal 1500 sino al 1000 più o meno, noi troviamo in Sardegna una situazione di piccoli stati. I greci nel 300 li chiameranno dei principi, perché questa situazione continuerà sino all'arrivo dei Romani in seguito. Cioè, in effetti, molto probabilmente si tratta di piccoli signori locali o del grande patriarca che controlla tutto il gruppo, i diversi villaggi e da lui si fa risalire la casata iniziale, l'insediamento iniziale e viene così chiamato il principe. Questo principe, per quanto riguarda San Gavino, lo dobbiamo vedere insediato sempre laggiù nel Marcedì e i diversi villaggi che ruotano intorno al nord del Campidano li dovevano ubbidienza in quanto legame familiare e rispetto per il patriarca. Il nome non l'abbiamo del periodo ellenico, però i romani ci parlano di un popolo, il popolo dei Beroniacensi. È molto probabile che questo fosse il popolo dei Beroniacensi e, da un punto di vista oggi statutario potremmo parlare anche dello stato del Bonorzuli, quello che in effetti forse era la città più importante. La città dei Beroniacensi più importante era Bonorzuli e Bonorzuli era la sede in cui questo principe risiedeva. Una cosa dobbiamo precisare: noi oggi conosciamo il Bonorzuli nel territorio di Mogro, però in questo momento Bonorzuli non è nel territorio di Modena, è nella Marcedì, è un po' prima anche del territorio neapolitano, cioè è più verso il mare. È un villaggio che venne distrutto dai cartaginesi e poi vennero trasferite le genti sarde all'interno del territorio, ma questo lo vedremo successivamente. Stavamo dicendo di questo popolo dei Beroniacensi che ormai si è costituito e deve confrontarsi anche dal punto di vista come politico, confine militare, con altri popoli. Molto probabilmente, e qui entriamo nelle probabilità perché la documentazione non è molto favorevole a noi, sono quelle popolazioni che si allontanarono, di cui abbiamo parlato prima, si allontanarono e diedero vita a altri insediamenti nelle zone più marginali che hanno costituito i loro nuclei un'altra entità statale. Ebbene, molto probabilmente li dobbiamo vedere nelle zone collinari, nelle zone alte, sia nel Guspinese, nel Gonnese. Il Villacitrese molto probabilmente corrisponde a popolazioni che vengono dall'area del Cagliaritano, ma secondo alcuni resta abbastanza discutibile se le zone del Sardarese fanno parte della zona di San Luni o fanno parte della zona del Bonorzuli, mentre
un altro gruppo di popolazioni a sé stante andava dal Mogorese sino alla Monte Arci. Comunque questo lo possiamo vedere meglio quando arriveremo a trattare dei Romani, che ci parlano meglio di queste popolazioni presenti in Sanremo.